Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e anche fuori dai confini del Veneto, perché insomma l'abbiamo visto oggi, è il giorno del governo di Giorgia Meloni, un governo che porta con sé 3 ministri veneti. Abbiamo già le immagini, giustamente per ricordare chi sono questi ministri. Sono il trevigiano Carlo Nordio, ex procuratore veneziano, voluto proprio da Giorgia Meloni alla guida della giustizia. Nella sua carriera da magistrato ha condotto inchieste sulle Brigate Rosse in Veneto, su Tangentopoli, sul Mose di Venezia. Nordio è stato il nome blindato dalla Russia durante le consultazioni tra gli alleati. Il Ministero delle Riforme va invece alla padovana Maria Elisabetta Casellati, ex presidente del Senato, caldeggiata invece da Silvio Berlusconi proprio al Dicastero della Giustizia. Il senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso, che avete visto nelle immagini precedenti, è diventato ministro dello sviluppo economico del governo. Qui si aggiungerà la dicitura anche Made in Italy. Urso è noto per essere stato l'ex presidente del Copasir. Questa mattina alle 10 c'è stato il giuramento del governo. Sappiamo, abbiamo visto dai lanci nazionali, dovrebbero essere 24 ministri. Ecco, vedete le prime immagini che arrivano. Sentiamo il giuramento di Casellati, vedete tutte le immagini della firma, insomma il rito tradizionale, classico, che abbiamo visto molte volte del giuramento del governo, e insomma adesso si inizia a fare sul serio. Però usciamo da queste immagini che sono già pronte e vediamo il servizio che la nostra redazione padovana ha già preparato per farci vedere il giuramento dei 3 ministri veneti, con tutte le informazioni, con tutto quello che non sapevamo ancora. Eccolo. Il giorno 22 del mese di ottobre in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione, prestano giuramento l'onorevole Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Giorgia Meloni, prima donna premier della Repubblica Italiana, ha giurato questa mattina. Con lei la sua squadra di governo, che conta una buona compagine veneta, 2 i ministri padovani. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Maria Elisabetta Alberti Casellati, 76 anni, ex presidente del Senato, storica esponente di Forza Italia e ora ministro delle Riforme. L'ex presidente del Copasir Adolfo Urso, di Fratelli d'Italia, nato a Padova 65 anni fa, è diventato ministro dello sviluppo economico, rinominato delle imprese del Made in Italy. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Della squadra veneta fa parte anche il magistrato trevigiano Carlo Nordio, nominato ministro della giustizia, eletta a Padova anche se romagnola d'origine, l'azzurra Anna Maria Bernini, nuovo ministro dell'università. Allora, oggi abbiamo visto, ha giurato il nuovo governo, il governo di Giorgia Meloni. Inizia un nuovo percorso, seguiremo, vi racconteremo, vi diremo tutto quello che succede. Con 3 ministri veneti c'è chi dice che il rapporto fra la nostra regione e quello che è il governo di Roma dovrà farsi ancora più stretto. Vedremo poi come si muoveranno le cose. Oggi però è una giornata decisamente importante e particolare per il Veneto, perché, come vedete dal contatore qui in alto nel vostro televisore, sono 1826 giorni in attesa del governo per quanto riguarda l'autonomia, il che vuol dire 5 anni. 5 anni fa i veneti hanno dichiarato, hanno votato in modo piuttosto chiaro e preciso che cosa vogliono sul discorso autonomista, ovvero intraprendere quel percorso nell'alveo di quanto previsto dalla Costituzione. Vedete, voi che alla Regione Veneto si sono attribuite ulteriori riforme riguardanti l'autonomia, queste sono le schede che i veneti hanno
hanno votato, insomma, sappiamo bene come è andata a finire quella tornata referendaria. Quello che non sappiamo è come andrà a finire questo percorso. Sono in molti a dire che adesso il centrodestra non ha più scuse per quanto riguarda l'autonomia. L'ha detto questa mattina anche il presidente Luca Zaia, una dichiarazione molto molto chiara: il centrodestra non ha più scuse per quanto riguarda l'autonomia del Veneto. E a sentire i messaggi, le richieste che ci arrivano anche da voi telespettatori ogni giorno, il tema pare essere piuttosto caldo ancora nella nostra regione. E allora andiamo a sentire le frasi, le dichiarazioni del governatore Luca Zaia. Sono passati 5 anni, 5 governi, 5 presidenti del Consiglio, 2 anni di pandemia, però oggi penso che si possa dire con tranquillità che non ci sono più alibi. 22 ottobre 2017, con un'affluenza di oltre il 57% ed una percentuale di sì del 98%, i veneti hanno votato per l'autonomia della regione e alla vigilia della nascita del nuovo governo il presidente della regione Veneto Zaia torna sul tema. Il governo che si sta insediando è un governo che ha le forze politiche che hanno sostenuto questo referendum e la risposta a 2.273.000 veneti va data. Voi ne sapete qualcosa, come televisione avete sostenuto con forza l'autonomia e penso che sia giusto ricordare tutti quelli che ci hanno creduto ed è giusto che tutti abbiano una risposta. Un tema caldo per il nuovo governo e che rischia di diventare incandescente nei rapporti tra le forze del centrodestra. L'autonomia non è la secessione dei ricchi, non è un atto di egoismo, ma invece la volontà di dire che è assolutamente in linea con la Costituzione. Non chiediamo nulla che sia di sovversivo, chiediamo l'applicazione della Costituzione. Se qualcuno ha cambiato idea sulla Costituzione, magari l'ha cambiata con la Costituzione in mano sventolandola, non può far altro che non fare guerra all'autonomia, ma andrà a chiedere che la Costituzione diventi assolutamente centralista e non federalista come oggi. Tema anche complesso, ma sono tante le voci che si levano dal Veneto per chiedere più attenzione verso questo percorso. A proposito, vi ricordiamo che questo pomeriggio alle 3 a Bassano del Grappa si svolgerà un flash mob, una manifestazione proprio per riportare l'attenzione sull'autonomia. Noi ci saremo per raccontarvela questa sera nel TG. Invece in diretta adesso per noi c'è Carlo Inghilleri con il sindaco di Vicenza Francesco Rucco per parlare proprio di autonomia. Buongiorno a tutti i telespettatori. Sono passati 5 anni, esattamente 5 anni da quando la Regione Veneto decise di chiedere ai cittadini, a tutti i veneti, la loro opinione riguardo all'introduzione della riforma dell'autonomia. Era il 22 ottobre del 2017 quando si tenne il referendum consultivo. Da allora sono passati 5 anni, 5 lunghi anni. Ne parliamo con il sindaco e presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sono passati effettivamente 5 lunghi anni con diversi governi che si sono succeduti nel tempo ma che non hanno portato a casa il risultato. È importante che questo accada con il prossimo governo perché naturalmente è un governo di centrodestra dove dentro ci sono anche le forze politiche che hanno sostenuto questo referendum e l'auspicio è che un ministro delle riforme che arriva poi possa affrontare velocemente l'argomento. Certo che per capire cosa è successo in questi 5 lunghi anni bisogna partire dal principio, da quel 22 ottobre del 2017 quando si tenne il referendum consultivo. Essendo consultivo perché avesse efficacia la consultazione era necessario che partecipassero più della metà degli aventi diritto al voto. Ebbene, altro che più della metà. In Veneto accorsero alle urne 2.328.946 veneti, vale a dire il 57,2% degli aventi diritto e questo per un referendum consultivo è un dato molto alto, ma la provincia dei record fu Vicenza con un'affluenza del 62,7%, vale a dire 450.933 vicentini che andarono a votare per questo referendum, un dato veramente alto. Un'affluenza incredibile, ricordo bene quel giorno tra l'altro perché ovviamente partecipai anch'io, moltissimi veneti che si spostarono, in particolare Vicenza con questi numeri molto alti rispetto a quelle che sono le solite affluenze degli ultimi anni soprattutto, quindi un dato eclatante con numeri veramente importanti, un'affluenza che dimostra quanto i veneti ci tenessero a quel referendum.
E il risultato di quel referendum fu un sì grande come una casa, sì, perché il 98,1% dei veneti si espresse a favore dell'introduzione della riforma dell'autonomia, ma anche in questo caso fu Vicenza a essere la provincia dei record. I sì all'autonomia furono il 98,3%. Un dato assolutamente incredibile che ha fatto storia qui in provincia di Vicenza, in Veneto, ma anche direi a livello nazionale rispetto ai referendum del passato. Un dato eclatante che dimostra quanto i veneti e i vicentini in particolare ci tengano ad avere l'autonomia rispetto a tante materie importanti sulle quali stiamo aspettando delle risposte concrete. Stiamo aspettando delle risposte concrete da 5 lunghi anni, lo dicevamo prima, eppure si sono succeduti diversi governi che insomma, non hanno dimostrato di avere a cuore la voce dei cittadini, sono stati un po' sordi. Devo dire che a parte il ministro Stefani, che da buona vicentina ha sostenuto la battaglia, molto poco è stato fatto dalle altre forze politiche e quindi ci aspettiamo che in un governo in arrivo di centrodestra si possa essere insomma, la risposta definitiva in senso positivo, quindi l'autonomia al Veneto quantomeno sulle 23 materie richieste dal governatore Luca Zaia. Ecco, in un momento di crisi, e ne abbiamo attraversate diverse da allora, da quel 22 ottobre del 2017, la crisi pandemica, poi la crisi della carenza delle materie prime, la crisi energetica che stiamo vivendo ancora oggi, l'autonomia sarebbe stata molto utile. Sicuramente sì, l'autonomia sarebbe stata molto utile e lo sarà sicuramente per il futuro, quindi è necessario accelerare i tempi di questo riconoscimento e avere l'autonomia su molte materie che possono determinare un salto di qualità ulteriore per il Veneto, ma direi anche per il Paese lo stesso. Un salto di qualità per il Paese. Con questo auspicio chiudiamo il nostro collegamento. Ringrazio il sindaco e presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco, e qui da uno dei palazzi simbolo del Palladio, Palazzo Thiene, restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Carlo Inghilleri, Francesco Rucco per questo contributo. Dell'autonomia parleremo di sicuro nel corso della nostra informazione. Ricordiamo questa sera nel TG Bassano anche le voci, anche nel TG Vicenza, anche le voci dei cittadini, perché i nostri giornalisti, i nostri operatori stanno uscendo per chiedere alla gente se sia un tema importante, sia un tema ancora d'attualità, che cosa sia cambiato in questi 5 anni. A Bassano, lo ripetiamo, c'è una grossa manifestazione questo pomeriggio alle 3 che sembra dover richiamare tantissime persone. Ci sarà un gonfalone di San Marco immenso che verrà srotolato, quindi immagini che si preannunciano decisamente clamorose per il TG Bassano di questa sera, che vi invitiamo a seguire. Adesso però facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, anche fuori dal Veneto, perché abbiamo visto in apertura di telegiornale le immagini del giuramento del governo di Giorgia Meloni con i 3 ministri veneti che hanno già giurato, hanno già firmato, sottoscritto, stretta di mani col Presidente della Repubblica. Dicevamo però è anche il giorno del 5° anniversario del referendum sull'autonomia senza che niente sia stato fatto. Il contagiorni del nostro telegiornale lo dice chiaramente. Vedremo se l'arrivo di un nuovo governo porterà a un cambio di ritmo in questo tema, che almeno a sentire i nostri giornalisti, i nostri operatori che sono fuori proprio per parlare, sono nelle piazze, nelle strade del Veneto per parlare con le persone, chiedere se il tema è ancora importante oppure se è passato in secondo piano. Insomma, pare proprio che i veneti ci tengano ancora parecchio. Adesso però chiudiamo la pagina politica, passiamo alla pagina della cronaca. Vediamo, avevamo dato nella nostra informazione notizia ieri sera di un incidente, uno scoppio di una bombola che aveva investito una persona nel Trevigiano. Vediamo quali sono le novità.
Un boato, poi le fiamme. Immediatamente i vicini di casa hanno allertato i soccorsi a prendere fuoco un appartamento in via 2 Giugno a Falzè di Trevignano. La dinamica del rogo al vaglio dei vigili del fuoco. Sembra comunque che l'esplosione sia stata causata da una fuga di gas. Ferita una badante 52enne di origini moldave che ha riportato lesioni al volto e alle braccia. Sembra che la deflagrazione sia avvenuta non appena la donna si è avvicinata alla soglia ed ha aperto la porta accendendo la luce. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Montebelluna, le sue condizioni sono stazionarie e i sanitari hanno riscontrato comunque lesioni di media gravità. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato fino a tarda sera per avere ragione delle fiamme e i carabinieri. L'esplosione ha provocato molti danni all'abitazione ed il boato è stato avvertito in tutto il paese. Ha destato grande impressione la decisione della scarcerazione della persona che aveva causato l'incidente di Jesolo nel quale avevano perso la vita 4 giovani. Grande impressione soprattutto fra chi è più vicino a quelle famiglie. Sentite cosa ci ha detto la mamma di uno di quei ragazzi. Siamo molto rammaricati perché, come abbiamo sempre detto, credevamo che la scritta che viene sempre letta dietro al tribunale, la legge è uguale per tutti. A questo punto mi sto chiedendo se è veramente vero quello che c'è scritto. Un'altra beffa. Dopo le continue richieste di giustizia, i genitori dei 4 22enni di Musile, che nel luglio 2019 hanno perso la vita in un incidente stradale provocato da un 30enne rumeno, si sentono presi in giro per l'ennesima volta. Dopo la conferma della condanna definitiva a 8 anni, la scorsa settimana i familiari si erano recati in procura per chiedere spiegazioni sul fatto che Marinica non fosse mai stato in carcere, cosa che invece è avvenuta il giorno successivo. Ma a meno di una settimana il 30enne è stato scarcerato. Io chiedo una cosa sola: esiste una legge? E se esiste possiamo veramente metterla in pratica? Perché a questo punto ci siamo sentiti presi in giro. Abbiamo avuto un accontentino, ma non crediamo più che esista veramente una legge che possa giustificare. La legge dovrebbe essere come una medicina che cura la sofferenza di chi rimane. A questo punto credo che non esista né legge né giustizia. Quindi chiedo a chi ha potere, quindi dal governo o da chi è, guardate, controllate, modificate quello che potete fare. Legge vuol dire giustizia e rispetto. Andiamo adesso a Vicenza, dove abbiamo visto nel nostro telegiornale di ieri ci sono state parecchie scritte, sono arrivate parecchie scritte a Novax su sedi sindacali, scuole e altre strutture. Le indagini sono in corso, pare che ci sia qualche novità. Sentiamo. Imbrattati i muri, le porte e le vetrine delle sedi dell'Agenzia delle Entrate, della UIL e di 3 sedi cittadine della CGIL di Vicenza in via Maganza, via Vaccari e il CAF, dove sono presenti i servizi fiscali e il patronato Inca. Ma nel quartiere Ferrovieri non sono state risparmiate nemmeno le scuole. Medesime frasi hanno sporcato anche i muri della Loschi e della Maffei. Scritte Novax, firmate dalla W rossa, contenuta in un cerchio, che sono comparse stanotte ad opera di sconosciuti armati di bomboletta. Dure le reazioni a partire dai vertici della CGIL. Sconosciuti hanno imbrattato 3 sedi della CGIL a Vicenza, dove si trovano i nostri servizi fiscali e il nostro patronato. Si tratta di scritte intimidatorie contro di noi, che respingiamo assolutamente. Noi rispettiamo le opinioni di tutti quando sono espresse in forma democratica e non di notte e con queste forme violente. Episodio stigmatizzato anche dalla UIL, che sottolinea che si tratta del 3° atto vandalico in meno di un mese. Intanto è caccia ai responsabili. Polizia e Digos visioneranno le immagini della videosorveglianza della zona. Ora andiamo a Mestre, dove vi abbiamo mostrato più volte nel corso anche degli ultimi mesi ci sono dei problemi, se non di ordine pubblico, però di degrado. Via Piave pare essere uno degli epicentri di questa situazione e le famiglie non ne possono più. Lo spaccio qui è all'ordine del giorno. Sì, direi che io esco spesso con il cane e ne vedo di tutti i colori, a tutte le ore, a tutti
Ce n'è tantissimi, sì. Lo spaccio a Mestre in via Piave continua anche in pieno giorno, nonostante i controlli dei carabinieri si siano intensificati dai primi di ottobre. Perché loro qui ci sono abbastanza spesso e quando ci sono qui loro si spostano da un'altra parte. Il commercio di droga si è spostato nelle vie poco lontane come in via Leardi e via Gozzi, Corso del Popolo e via Cappuccina. I residenti di conseguenza chiedono controlli più accurati, manca la sicurezza, specialmente la sera. Sì, controllano, ma da macchina non si controlla. Capito? Intanto questa via, quando comincia a buio, è difficile uscire con la famiglia a fare un giretto. Beh, di giorno non c'è sto granché, ma è dopo. Verso dopo le 18 del pomeriggio? Alla sera, sì. Che sia giorno o notte è facile trovare tossicodipendenti che camminano vicino alla stazione in cerca di elemosine, mentre gli spacciatori si muovono in bicicletta da una via all'altra. Non mancano i clienti che, appena acquistata la dose, si iniettano il veleno poco lontano da turisti e pendolari. I controlli così funzionano solo in parte. Il problema più grosso è che non c'è la presenza costante dei cani che riuscirebbe a trovare la droga nascosta e quindi a creargli un danno economico. Lo spaccio qui è un affare che fa gola a varie etnie, organizzate con vedette, chi prende i soldi dal cliente, chi cede la droga. Hanno addirittura chi porta loro da mangiare in pausa pranzo. C'è bisogno di un'azione costante e di una repressione costante. A Montebelluna c'era un ladro che è definito addirittura seriale, che si occupava delle chiese, delle elemosine. Si è arrivati all'arresto. Vediamo chi è. La sua tecnica era ormai più che collaudata. Armato di un'asta in ferro fatta a mano con tanto di pellicola adesiva, letteralmente andava a pescare le monetine delle offerte nelle cassette del Tempio Votivo a Montebelluna. Un vero e proprio ladro seriale. Già in passato, in diverse occasioni, aveva messo a segno una serie di furti ai danni della Chiesa. Ora è stato pizzicato in flagranza dai carabinieri che lo stavano tenendo sotto controllo. Lo scorso pomeriggio, infatti, è entrato in chiesa e quando ha iniziato a rubare le monetine è stato fermato. È un'azione riprovevole nel momento in cui sappiamo benissimo che in tutta Italia le famiglie che stanno varcando la soglia della povertà sono sempre di più, quindi le offerte poi servono proprio ai più bisognosi. Andare a rubare le offerte in chiesa veramente ci pone un grande interrogativo. Il ladro è un 49enne della zona già noto alle forze dell'ordine. Secondo gli accertamenti effettuati dai militari dell'Arma, l'uomo sarebbe il presunto responsabile di almeno una decina di furti commessi in precedenza con analoga tecnica in danno alla chiesa montebellunese per un ammanco totale provvisoriamente quantificato in alcune centinaia di euro. Le offerte rubate e recuperate sono state restituite ai religiosi, mentre l'artigianale manufatto utilizzato per gli indebiti prelievi è stato posto sotto sequestro. L'indagato, arrestato per furto aggravato, è stato successivamente rimesso in libertà in attesa del proseguo dell'iter processuale a suo carico. Ora facciamo una breve pausa pubblicitaria. State con noi perché fra pochissimo torniamo e parliamo delle difficoltà legate alle bollette, al costo delle materie prime. C'è chi parla addirittura di recessione per il Veneto per l'anno prossimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Passiamo alla pagina dell'attualità, se così si può chiamare, perché purtroppo molto spesso sfocia nella cronaca e comunque le difficoltà di famiglie, imprese, aziende, addirittura amministrazioni comunali alle prese con l'esplosione dei costi dell'energia, bollette sempre più difficili da pagare, tanto per le famiglie quanto per chi fa impresa in questa regione, portano davvero a uno scenario drammatico. C'è chi ha detto qualche giorno fa che probabilmente con le decisioni che sono state prese in Europa nei giorni scorsi, a novembre ci potrebbe essere una contrazione nelle bollette, soprattutto per quanto riguarda l'energia elettrica. Però naturalmente è tutto da vedere, aspettiamo di capire quando arriveranno
le mail o le buste con i bollettini da pagare, che cosa succederà. C'è da dire invece che per altri il Veneto è a rischio recessione nel 2023 e pare servano 70 miliardi immediatamente per aiutare famiglie e imprese. L'anno prossimo il Veneto è destinato a scivolare verso la recessione. Se vogliamo salvare famiglie e imprese dobbiamo ricorrere a nuovi aiuti pubblici recuperandoli attraverso uno scostamento di bilancio. Le misure previste dall'Unione Europea sono importanti, ma rischiano di arrivare in ritardo. Per questo dobbiamo intervenire subito con ristori, contributi a fondi perduto e crediti d'imposta. Rischio recessione, quindi ovviamente tutto da vedere, scenari che sono in parte anche ipotetici. Non c'è niente di ipotetico nella perdita di 150 allevamenti, 150 stalle dal 2019 nel territorio dell'Alta Padovana, dove lo sappiamo, lo vediamo dai nostri servizi, il comparto primario è molto importante nel tessuto economico ma anche sociale di un territorio in difficoltà. Il progressivo aumento dei costi di produzione e la pandemia ha provocato negli ultimi 3 anni, dal 2019 al 2022, la chiusura di molti allevamenti in provincia. Soprattutto nell'Alta Padovana hanno chiuso i battenti 150 allevamenti di vacche da latte. Questo dato è emerso da una ricerca sul comparto lattiero-caseario effettuata da CIA Padova, presentata alla vigilia della 428esima Fiera Franca di Cittadella, nota per le esposizioni delle migliori eccellenze agricole del bestiame. Oggi gli allevamenti padovani certificati sono poco più di 2.500 per complessivi 145.000 capi. Il fatturato annuo a livello provinciale supera gli 80 milioni di euro. Gli effetti del Covid e ora dei rincari dell'energia elettrica però hanno già messo capo centinaia di imprese. Per far fronte alla situazione emergenziale, gli allevamenti padovani e veneti hanno ridotto di quasi 2% la produzione di latte, nonostante la domanda di mercato sia addirittura aumentata. Le nostre imprese hanno bisogno di liquidità immediata, altrimenti si rischia il tracollo, ha detto il direttore della CIA Maurizio Antonini. Fra le possibili soluzioni prospettate proprio dalla CIA, l'attivazione di prestiti agevolati o di indennizi diretti alle aziende più in difficoltà. Aziende in difficoltà, aziende che chiudono, ed il ricorso alla cassa integrazione, ora parliamo della Marca trevigiana, è sempre più frequente. I dati shock dell'INPS sulla richiesta di cassa integrazione da parte di aziende della provincia di Treviso sono il segno del momento difficilissimo che molte imprese stanno vivendo, alle prese con la crisi energetica, la carenza di materiali ma anche di commesse. 390 le richieste di cassa integrazione nelle prime 2 settimane di ottobre, erano 317 in tutto il mese di settembre. Una cassa integrazione che è la conseguenza di una crisi energetica e del gas importante, per il quale crediamo a gran voce che sia il primo importante passo e atto che faccia il nuovo governo. La richiesta delle imprese al governo che sta per nascere è forte, bisogna fare presto perché i rischi che corre il sistema produttivo sono altissimi. Le aziende in molti casi non riescono più ad andare avanti con questi costi dell'energia e del gas. Allo stesso tempo per alcuni settori c'è anche un momento di calo della domanda e quindi questo mix porta purtroppo ad alcuni dati. Altre aziende però invece viceversa stanno andando anche molto bene, ma hanno bisogno di chiarezza e soprattutto di avere costi sicuri e certi, perché sennò è difficile navigare in queste acque. Io penso che bisogna salvare il sistema manifatturiero del nostro paese, perché se non salviamo il sistema manifatturiero del nostro paese, a cascata abbiamo un grande problema. Aziende, l'abbiamo sentito, imprese, allevamento, cittadini in difficoltà, amministrazioni comunali che decidono di spostare in avanti l'accensione dei riscaldamenti anche per gli uffici pubblici di almeno una settimana. Succede ad esempio a Vicenza. Ordinanza anti-caro bollette. Decollano i costi di gas ed elettricità, ma il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ci mette la firma. Sì, ci mette la firma su un provvedimento per posticipare al 29 di ottobre l'accensione degli impianti termici di riscaldamento che il governo ha previsto di attivare il 22 di ottobre.
Oggi ho voluto firmare un'ordinanza che ritarda al 29 ottobre l'accensione dei riscaldamenti, fatto salvo naturalmente per posti sensibili come ospedali, case di riposo, scuole ad esempio, perché riteniamo che grazie alla bella stagione e alle temperature elevate si possa ritardare l'accensione. Il provvedimento vuole essere un antidoto al caro energia. Questa ordinanza permetterà a tutti, a enti pubblici ma anche a privati, imprese e famiglie, di risparmiare sulle bollette del riscaldamento in particolare o dell'elettricità, ritardando quindi l'accensione del riscaldamento. Il cielo ci aiuta. L'autunno caldo del 2022, con temperature primaverili come non si vedevano dal 1800, è provvidenziale nell'anno nero del caro energetico. L'inverno ormai è alle porte, ma nonostante questo ci saranno sicuramente molti vicentini che, anche dopo il 29 di ottobre, continueranno a tenere spento il riscaldamento finché resisteranno in nome del risparmio economico. E credo che saremo in tanti, mi ci metto anche io, perché devo dire che in questo momento accendere il riscaldamento mi spaventa e quindi per un bel po' rimarrà spento. Ne abbiamo parlato anche con i vicentini che ci hanno detto ben venga viste le temperature. Io penso che vada bene, se continua a fare caldo così si sta anche bene. E si risparmia? E si risparmia. E poi se fa freddo si mette una maglia in più in casa. Ben venga, dato che comunque il clima ci sta permettendo comunque, diciamo, di stare bene. Quindi risparmiamo finché riusciamo, approfittiamone. Se è freddo un maglioncino in più? Certo, maglioncino col collettino alto, a posto. Considerato anche che la stagione autunnale è un po' in ritardo, anche se già sta facendosi sentire, a me sembra che è una cosa compatibile, certamente è una cosa molto personalizzata a seconda della famiglia. Io credo che se va avanti questo clima, forse andremo avanti ancora 15 giorni prima di accendere il riscaldamento. Per me va bene, anche perché fa caldo, meglio di così perché le bollette sono altissime. Va benissimo, appunto se continua a fare caldo come sta facendo adesso si risparmia e ci metteremo una maglia in più. Vediamo ora la situazione del cosiddetto settore terziario, a rischio la chiusura di oltre 1.500 imprese solo in provincia di Treviso. La previsione è di circa 1.500 imprese in difficoltà che mettono a rischio oltre 5.000 posti di lavoro nel Trevigiano presso le imprese del commercio, del turismo e dei servizi. E seppur di rischio, un dato questo che parla chiaro, un settore terziario che a causa dell'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime rischia quasi 5.000 posti di lavoro, numeri spietati dettati da una crisi che non accenna a placarsi. Ad oggi sono 700 le imprese della provincia che dichiarano di essere costrette a chiudere, aumento vertiginoso dei costi, avversario oggi difficile da battere. Il 30% delle imprese segnala aumenti della bolletta complessiva del 2022 rispetto al 2021 che è superiore del 100, 200, 300% da un anno all'altro. Un quadrante, quello trevigiano, che rispetto ad altre geografie italiane mantiene il tasso delle imprese a rischio al 3,6%, al di sotto quindi della media nazionale che sale al 5,6%. In qualche modo il rischio c'è, ma Treviso, anche in termini di fiducia, in qualche modo reagisce alla situazione che stiamo vivendo. Una crisi, quella del tessuto terziario, indice di una vera e propria crisi di sistema. È una crisi di sistema che non nasce dalle nostre imprese, dall'interno delle nostre imprese, non è una riduzione della domanda o dell'offerta delle nostre imprese, ma arriva dall'esterno. Una crisi di sistema che necessita di altrettante risposte, lo sguardo è quindi al nuovo governo e tra le proposte anche un tetto massimo al prezzo delle materie prime. Un tetto alle materie prime in maniera tale che i fornitori non possano aumentare più di tanto ai clienti il costo, ma che nella parte residua per differenza fra il prezzo di mercato e la vendita intervenga lo Stato. Se non andasse in porto questo, il credito d'imposta per l'energia elettrica al 30% e al 40% per il gas metano. Fotografia amara del settore che però lascia spazio a qualche spiraglio di luce. La fiducia delle imprese infatti è destinata a migliorare in vista del prossimo Natale. Tra poche settimane saremo già in clima natalizio, vivremo la settimana del Black Friday, che è una settimana che dal punto di vista commerciale è strategica, e subito dopo saremo nel periodo natalizio dove si vivrà un Natale forse con meno luci, l'abbiamo sentito, ne abbiamo parlato, però fortunatamente
sicuramente le vendite non dipendono dalle luci. Ora facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina dell'attualità legata ai costi delle bollette, delle materie prime, l'energia, il gas, ma anche problemi con il lavoro, problemi per famiglie, imprese, amministrazioni comunali e quella che era partita come una crisi sanitaria, ovvero il Covid, poi è diventata una crisi sociale ed è sfociata anche in quello che vediamo adesso per tantissime famiglie che sono in grandissima difficoltà, tanto che chi si occupa di prestare aiuto, attenzione alle persone in crisi dice sono sempre di più le richieste. Vediamo. Una preoccupazione che viene fuori nelle telefonate, in alcune proprio chiara, ed è quella per la crisi economica, cioè come farò ad andare avanti, come farò a pagare le bollette che aumentano sempre di più. Se la guerra fa riemergere ricordi e traumi di giovinezza negli anziani e la crisi economica affrontata in solitudine a preoccupare quanti si rivolgono a Telefono Amico Padova, un pronto soccorso emotivo, spiega Giada Frattantonio. Siamo presenti, cerchiamo di ascoltare, di accogliere, cerchiamo di ascoltare proprio anche la parte emotiva delle persone che ci contattano, al di là dei contenuti che ci portano e anche il come ce li portano. Ogni quanto hanno bisogno di riferirsi a noi, perché tantissimi ci chiamano sempre di più, abbiamo sempre più contatti nuovi, sono circa l'80% rispetto all'ammontare totale delle persone che ci chiamano. Persone sole che hanno bisogno di confronto e conforto. Telefono Amico risponde tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327. È operativo anche un servizio di chat via WhatsApp al 324 011 7252. Lunedì scatta la campagna di vaccinazione anti-influenzale, già partita per le case di riposo e altre strutture. Scatta lunedì la campagna di vaccinazione anti-influenzale rivolta a tutta la popolazione dopo l'avvio delle somministrazioni agli ospiti delle strutture residenziali per anziani già avvenuta questa settimana. La vaccinazione è offerta gratuitamente a tutti gli over 60 e ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, alle persone affette da malattie croniche o comunque fragili per patologie, alle donne in gravidanza, a chi si prende cura di soggetti anziani o disabili. La vaccinazione è inoltre offerta gratuitamente anche agli appartenenti ad alcune categorie professionali di pubblico interesse, come gli operatori sanitari, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale scolastico. Per tutti il punto di riferimento saranno i medici di medicina generale e nel caso dei minori i pediatri di libera scelta che a partire da lunedì organizzeranno in autonomia il calendario delle sedute di vaccinazione per i propri assistiti. La vaccinazione antinfluenzale potrà essere svolta anche nelle farmacie che per la prima volta quest'anno potranno somministrare gratuitamente il vaccino agli aventi diritto, oltre alle vaccinazioni ordinarie a pagamento per il resto della popolazione maggiorenne. Questo riguarda nello specifico l'azienda sanitaria della Pedemontana. Ovviamente ogni azienda sanitaria del Veneto si sta organizzando, ma diciamo che il contenitore è quello. Poi per informazioni è meglio rivolgersi sempre al proprio medico di base. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, perché la famiglia di Michele Merlo, giovane cantautore rosatese mancato per un'improvvisa e gravissima malattia, che è al centro tra l'altro anche di un procedimento legale, ha donato 13.000 euro alla Città della Speranza. 13.000 euro donati alla Fondazione Città della Speranza di Padova dai genitori di Michele Merlo, il cantautore rosatese scomparso il 6 giugno 2021 a seguito di una leucemia fulminante. Una somma raccolta durante l'evento Michele tra le righe, che si è svolto a un anno dalla sua morte allo stadio di Rosà. Domenico Merlo e Katia Ferrari, in qualità non solo di papà e mamma dell'artista, ma come presidente e vicepresidentessa dell'associazione Romantico Ribelle, hanno voluto così rendere omaggio al loro figlio con un gesto concreto, aiutando il Centro di Ricerca e Cura di Oncoematologie Infantili. Restiamo a Padova, dove si è svolto ieri un evento piuttosto interessante di natura sportiva, ma non solo. Siete pronti? Marcel?
Fa il suo ingresso come una star allo stadio Colbacchini di Padova, allenatore per un giorno Marcel Jacobs, il campione olimpico oro a Tokyo sui 100 metri, segnando il nuovo record europeo. Una giornata di sport organizzata dal gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, a cui appartiene Jacobs, che ha fatto incontrare grandi campioni e le giovani promesse dell'atletica padovana. Non c'è una vera tecnica per uscire dai blocchi, ovvero ognuno credo che abbia delle qualità, ognuno di voi ha delle ottime qualità e quindi bisogna riuscire a sfruttare le qualità che avete. E così Marcel insegna come partire dai blocchi, poi Massimo Stano, oro a Tokyo nei 20 km di marcia, insegna invece la tecnica del marciatore per muovere il bacino. Oltre 2000 ragazzi, molti di loro proprio nel 2021, guardando le Olimpiadi di Tokyo, si sono avvicinati all'atletica. Dagli spalti hanno applaudito, felici di poter vedere dal vivo i loro beniamini. Il mio messaggio è portare più bambini allo sport in generale. L'atletica è bellissima, ovviamente è il mio sport, ma credo che qualsiasi sport sia fondamentale per una crescita personale che ti permette di entrare nel mondo dei grandi. Io sto cercando di puntare tutto sulla simpatia prima di tutto, perché non ho dei concorrenti davvero tosti da battere, però no, a parte gli scherzi, tanti giovani stanno approcciando alla marcia, stanno capendo cos'è quel movimento che prima poteva essere, magari poteva apparire un movimento strano. Sognando le imprese dei campioni si consolidano impegno e passione. Sulla pista di atletica si è esibito nelle vesti di allenatore anche Yeman Kripa, campione di mezzo fondo, che ai ragazzi consegna un messaggio importante. Di divertirsi, di fare amicizia, di entrare in campo, provare a fare un po' di sport e per stare lontano, diciamo, da altre distrazioni che possano portare a fare delle cose sbagliate. Dopo lo sport entriamo nella pagina della cultura, del tempo libero, con quella che può essere anche una notizia di servizio per chi volesse andare in questi giorni a visitare il ponte di Bassano, che è un po' incerottato perché c'è un cantiere in corso. Sono iniziati i lavori di restauro del celebre affresco dell'Alpino dipinto nel 1948 sul portale Grimani, che dà in Angarano, diciamo, non dalla parte del centro storico, ma quella è la porta d'accesso alla città, e di restauro del portale stesso. Dureranno qualche giorno, il costo dell'intervento è 60.000 euro, insomma, per rendere ancora più bello questo gioiello di Bassano. Un gioiello di Vicenza invece è Palazzo Thiene, con le sculture di Nereo Quagliato. Vediamo. Un sogno realizzato, 39 opere dello scultore vicentino Nereo Quagliato, tutte riunite in una sala di Palazzo Thiene. Sculture che hanno un'anima, che trasmettono emozione, forme vibranti che danno vita alla terracotta, al bronzo, al legno, con cui sono state realizzate dal grande artista che scrisse: «Lascio quindi in buone mani alcuni lustri del mio lavoro e un po' della mia anima, nella speranza che questo venga accolto con interesse dal visitatore». Lui voleva che le sue opere fossero viste, fossero pubbliche. Difatti sono presenti in moltissime chiese, nelle piazze, e voleva che fossero viste. Quindi queste opere sarebbero andate disperse in 1000 rigagni. Io ho preferito intervenire immediatamente, ho cercato, sono andato a Firenze, le ho comprate tutte all'asta, alla fine sono riuscito a comprarle. Tenerle a casa mia? No, io ne ho già delle altre. Ritengo giusto, come voleva lui, che fossero viste da tutti. Quindi la mostra in Basilica, visitata da più di 10.000 persone, e adesso in forma fissa in questo palazzo comprato dal comune, che sarà il vero museo della città. Armando Peressoni è il mecenate che è riuscito a recuperare, che poi ha donato, le opere, la maggior parte dell'ex BPV, che, unite alle 9 statue di Nereo Quagliato della collezione dei Musei Civici di Vicenza, formano questa esposizione permanente. Palazzo Thiene oggi è più completo. Questa opera, Dedalo e Icaro, è dedicata al figlio di Armando Peressoni, scomparso troppo giovane, precipitando col paracadute. È un Dedalo e Icaro, dove si vede Icaro che cade dal cielo e il papà che lo guarda sotto, e quindi è dedicato a mio figlio. Bravissimo ragazzo, avrebbe fatto lui tante cose, le sto facendo io al posto suo. Ora andiamo a Treviso per la celebrazione dell'arrivo delle spoglie di Santa Bertilla.
Un viaggio che parte da una statua e terminerà con un'altra statua. È quello dell'urna con le spoglie mortali di Santa Bertilla Boscardin, nata il 6 ottobre del 1888 a Brendola, che qualche mese fa gli ha dedicato questa effigie, e morta il 20 ottobre del 1922 all'ospedale di Treviso, che mercoledì scoprirà una statua nella nuova entrata del Cafoncello. Un viaggio spirituale iniziato ieri con l'arrivo nella parrocchia di Spinea, a lei dedicata, e continuato nel tardo pomeriggio con l'arrivo, tra due ali di folla e la presenza del sindaco Conte, del prefetto Sidoti e di molte altre autorità, nella chiesa trevigiana di Santa Rita e San Leonardo. La sua reliquia oggi ci richiama alla santità, che è la vocazione di tutti i cristiani in quanto battezzati, come ci ricorda Papa Francesco. La santità è riscoprirsi in comunione con Dio, nella pienezza della sua vita e del suo amore. Spoglie mortali che saranno esposte fino a mercoledì, e già oggi era un passaggio continuo di fedeli per questa santa dell'umiltà. Santa Bertilla è una figura dei santi più sentiti per la città di Treviso, ma per tutta la provincia, proprio perché ci presenta e ci offre una santità a portata di mano. E poi una figura importante proprio per il servizio che ha fatto con gli ammalati in ospedale, una santa perché è stata voluta dai laici, sono stati i laici che dopo la morte hanno chiesto che venga canonizzata questa santa, una santa che si è presa cura degli ultimi, si è presa cura degli ammalati che forse altri infermieri non volevano. Dagli atti che sono rimasti per la canonizzazione si ricorda che quando un medico aveva qualche situazione difficile con qualche malato intrattabile, chiamava Santa Bertilla, e lei sapeva stare a fianco, era conosciuto anche come Suor Comodino, perché il comodino è a fianco dal letto e tu quando hai bisogno ti giri da quella parte, prendi qualcosa, ti giri e c'era lei. Umiltà nel servire gli ultimi, sintetizzata nella frase che ha scandito al termine della sua vita, ancora oggi presente al Cafoncello. Tutto e niente. Riprendo le parole del nostro vescovo ieri sera, che mi pare il commento più bello di questo tutto e niente. Il vescovo concludeva il suo intervento e diceva: tutto è niente se la carità è tutto. È una buona azione quella che è stata portata dall'orchestra di Budapest nei confronti degli anziani di Vicenza. Vediamo. Mentre al Teatro Olimpico sono in corso i concerti del Vicenza Opera Festival, due quartetti d'archi della Budapest Orchestra, recentemente nominata Orchestra dell'anno, si sono trasferiti prima nella residenza per anziani Ottavio Trenta e poi al piano terra del padiglione A dell'ospedale San Bortolo per esibirsi a favore dei pazienti, dei residenti dell'istituto, dei familiari e di tutto il personale dell'ospedale, eseguiti brani di Schubert, Puccini, Mendelssohn, Haydn e Dvorak. L'iniziativa di portare la musica anche fra coloro che non possono seguire gli spettacoli del Teatro Olimpico nasce dall'idea della contessa Marzotto e del direttore della Budapest Orchestra, che da parecchi anni organizza anche in Ungheria eventi del genere, ad esempio con le persone affette da autismo, nei parchi di Budapest e nelle chiese e sinagoghe abbandonate. Notizia di servizio: prorogata fino al 1° novembre la mostra La voce e il miracolo al Santo. È il frutto di un percorso interiore di meditazione, affetto e conoscenza della figura di Antonio, realizzato da 27 artisti con la comunità dei frati. La mostra La voce e il miracolo, ospitata nella sala dello studio teologico della Basilica del Santo, è prorogata, visto il successo di visitatori, fino al 1° novembre, con apertura anche il lunedì, ideale conclusione del cammino di Antonio 2022. Partito alla fine di giugno da Capo Milazzo con l'esposizione lì di una bellissima croce, Voca me, un'opera d'arte di Maria Grazia Toto, che è esposta proprio anche qui in questa mostra. Ecco, poi nel frattempo questo lungo cammino ha attraversato l'Italia, è risalito piano piano incontrando tantissime comunità cristiane, e questa mostra in qualche modo è ancora un eco di quella bellissima esperienza di chiesa e di pellegrinaggio. Inaugurata domenica 9 ottobre, giorno del ritorno a Padova dei pellegrini di Antonio 2022, vissuto in diretta su Rete Veneta, la mostra era stata presentata in Basilica nel 2020. Definita questa mostra, queste opere, eccetera, veramente hanno continuato a peregrinare, perché hanno fatto sei punti importanti. Nel 2020 a Milazzo, a Lauria in Basilicata, a Rimini, poi a Bologna e poi a Gemona.
in novembre. Quest'anno abbiamo avuto questi 3 punti che sono stati Rieti, Forlì e oggi è ritornata nella casa madre, cioè il santo, si può dire così, come lo diciamo noi padovani. 100 anni di sport a Bassano raccolti in una mostra, vediamo. 100 anni fa il bassanese Rino Mercante donò alcuni dei suoi terreni alla città per realizzare un impianto in cui svolgere attività sportive e oggi nella chiesa di San Giovanni ecco una mostra aperta fino al 17 novembre che ripercorre per immagini la storia delle associazioni sportive che hanno visto nascere e crescere tanti campioni: calcio, tennis, atletica e ciclismo. È un grandissimo tuffo al cuore perché ci riporta indietro di tantissimi anni tutta la nostra storia. I pionieri che hanno creato la pista in terra battuta. Qui c'è la storia dello sport bassanese, quindi è veramente l'invito a venire a vedere perché ci si ricorda tutte le tappe più importanti dei vari sport, non solo del calcio. Tra i primi visitatori anche l'allenatore del calcio bassano, emozionato nonostante la sua lunga carriera da professionista. È un impianto storico che quando entri dentro sicuramente ti dà un'emozione sempre nuova. Io ci sono entrato qui la prima volta nell'85-86 quando abbiamo vinto lo spareggio con il Chievo e poi mi sono fermato qui a vivere con la famiglia, sono nati i miei figli. In mostra 143 fotografie raccolte in 30 pannelli scattate dal 1920 ai giorni nostri. Io devo ringraziare ovviamente le associazioni sportive che hanno recuperato queste foto, che abbiamo recuperato tramite loro ma tramite anche dei privati che hanno voluto essere presenti recuperando le foto magari dei loro genitori, dei loro parenti. I cittadini, soprattutto le famiglie, tutti di invitarli a venire a vedere perché qui c'è proprio i 5 sport che hanno rappresentato la storia di Bassano. È sicuramente un momento anche di aggregazione importante. Emozionante, soprattutto una raccolta di 100 anni del velodromo, biciclette storiche. La pista, come sapete, è ormai all'esordio, cioè l'abbiamo sistemata, la stanno sistemando e speriamo di avere ancora nuove leve che vanno in pista. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, giusto come dato di cronaca importante. Vi ricordiamo che sono 4.400 circa le nuove positività riscontrate con i tamponi per quanto riguarda il Covid. Sta scendendo la pressione in questo momento dell'emergenza Covid sul Veneto, anche gli ospedali stanno respirando un po' di più. Vedremo come proseguirà e ve lo racconteremo qui nel Focus TG, per il quale ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie del Veneto, ringraziamo voi per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento al TG Bassano e TG Vicenza questa sera in cui parleremo dell'autonomia. Ricordiamo oggi alle 3 una grossa manifestazione a Bassano, un flash mob per chiedere ancora una volta attenzione per il percorso autonomista del Veneto e vi auguriamo comunque un buon pomeriggio.